Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo direttamente nella giungla in compagnia di un nuovo personaggio denominato Enigma, non nella solita lane, e cercheremo un po' di impersonare un nuovo ruolo all'interno di questa nuova partita che si prospetta davvero molto ma molto interessante. Allora, per quanto riguarda invece le lane, ovvero i luoghi dove si stanno svolgendo i combattimenti con gli altri giocatori, vi sono a popolarle in bot. Ritroviamo il nostro Gallo con Lina, questa specie di piromante del fuoco, e Nightmare con Lion, quest'altro mago che potete ritrovare con questa specie di braccio impietrito. Invece ritroviamo in mezzo un fantastico Page che cerca di fronteggiarsi contro Luna, questa ragazzina che a quanto pare sta cavalcando una specie di leoncino marino. E invece qui in top ritroviamo Chaos Knight, ovviamente solo, proprio perché l'altro personaggio si ritrova nella giungla, ovvero noi stessi, e pian piano andremo ad analizzare gli avversari. Comunque il fulcro dell'attenzione lo sposteremo quest'oggi su Enigma, che può essere considerato come un vero e proprio jungle, ma soprattutto come un personaggio che è in grado di disabilitare gli avversari per un tot di tempo, in modo tale che i nostri alleati li facciano fuori. Allora, innanzitutto diamo un'occhiatina alle sue abilità principali. Allora, è, come abbiamo detto, un personaggio che vive soprattutto nella giungla, e nella giungla otterrà la sua massima esposizione di forza, e proprio ha delle abilità che gli permettono di stare nella giungla, come per esempio potete notare la conversione demoniaca, ovvero la W, una delle abilità che preferisco, perché permette di trasformare un qualsiasi personaggio non eroe in tre piccoli omini che lo seguiranno. Questi tre omoni potete vedere che sono dovuti alla runa dell'illusione che abbiamo appena preso. Comunque, pian piano che verrà aumentata questa abilità, arriveranno molti HP per i nostri ragazzoni che li vedete qui in basso, gli spettri minori, e soprattutto molta possibilità di attaccare, ovvero molto più attacco e molto più danno, che non solo vengono utilizzati per guadagnare esperienza nella giungla e soprattutto molti soldini, ma anche per dare fastidio agli avversari nella lane. Per quanto riguarda invece una delle abilità seconde a questa conversione demoniaca, è questa che avete visto appena adesso, che è stata fondamentale per bloccare la nostra Templar Assassin, ovvero la nostra Q, Maleficio. Il Maleficio è molto ma molto utile per stunnare gli avversari, o come si dice usualmente, addormentarli, quindi stordirli. Questo stun viene potenziato fino al livello 4, come ovviamente tutte le abilità, e nel momento in cui viene potenziato, gli intervalli del nostro stordimento non saranno più uno ma ben 3, quindi uno stordimento che si alterna a più fasi. Per quanto riguarda invece il danno, può arrivare da un minimo di 30 a un massimo di 80. È un'abilità davvero molto interessante nel momento in cui ci si getta nella mischia per bloccare gli avversari. Per adesso ci ritroviamo nella nostra lane, soprattutto per dare un po' di supporto al Chaos Knight che se n'è andato via, e come potete ben vedere ragazzi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Siamo riusciti a fare il primo oggetto, che è fondamentale per Enigma. Enigma è un personaggio che ho usato davvero abbastanza bene in questi ultimi tempi. Ho fatto almeno 15 partite con Enigma e sono riuscito a vincerle tutte, oppure solo una o due non siamo riusciti a vincerle, però davvero me la sono cavata abbastanza bene. Quindi ormai conosco Enigma in tutte le sue minime sfaccendature. E adesso vi farò vedere un prototipo di equipaggiamento che potete anche voi utilizzare come esempio, soprattutto come è una sorta di intuizione che può andare bene con il personaggio stesso. Allora, innanzitutto guardate qua Templar Assassin, che è invisibile e appunto noi non ce ne accorgiamo, e ritorniamo con la nostra banda di piccoli omini nella nostra giungla a dare una smantellata a questi mostriciattoli che ritroviamo. Allora, come primo elemento io compro l'anello del Basilius, e in pratica questo anello è fondamentale per coloro che vivono nella giungla, perché conferisce un bonus della rigenerazione del mana, e soprattutto è molto utile perché ovviamente conferisce anche armatura e 6 punti in più di danno, quindi è davvero utile per le parti iniziali nella giungla. Intanto vediamo un po' che Page ha spaccato appena adesso la testa a Luna, ovvero la sua ragazzona che ritrovava in mezzo, ma anche egli è stato ferito, e quindi la torre in mezzo si ritrova un po' scoperta, ma ovviamente anche quella avversaria. Se non vi siete accorti, stiamo utilizzando, anzi ci ritroviamo dalla parte dei Dire. È una parte ragazzi che non mi piace perché è molto più scura, cupa, invece quella dei Radiant è davvero molto più lucente. Allora, vediamo qui come se la stanno cavando Nightmare e Gallo. Sono a livello 4 hanno comprato abbastanza oggetti, hanno potenziato notevoli abilità e non sono riusciti a indietreggiare, quindi si ritrovano un po' a metà. Ecco che Nightmare riesce a canalizzare la piccola sirena che si rifugia nel bosco, ma a quanto pare ritorna, non è riuscita a fare molto danno. Per quanto riguarda il nostro Enigma, che si è appena ricaricato di
mana. E un altro oggetto che intendo acquistare io con questo ragazzone tutto muscoli è acquistare direttamente gli stivali della velocità, perché con gli stivali della velocità abbiamo la possibilità di formulare notevoli strategie, abbiamo la possibilità di creare gli scarponi della potenza e poi specializzarli per esempio nel settore del mana, oppure creare i nostri stivali del mana, che saranno fondamentali per la ricarica del nostro mana. Più avanti vedremo come funzionano più da vicino. Allora, ed ecco che i nostri soldatini, i piccoli spettri di Enigma, danno un po' di fastidio a Doombringer ed è costretto a ritornare indietro. E allora, attenzione che la nostra piccola Phantom Assassin si ritrova stunnata dal nostro fantastico maleficio e l'ha messa fuori uso. Ha provato direttamente a fare fuori Chaos Knight, ma a quanto pare non ci è riuscita. Bene, quindi il prossimo elemento che andremo ad acquistare, non ricordo se ho preso gli stivali del mana oppure gli stivali della potenza, comunque sono entrambi buoni per questo personaggio, dipende tutto dalla vostra abilità nel game e da come usate il vostro personaggio. Ecco che direttamente viene stunnata Templar Assassin, ecco gli intervalli di tempo nei quali viene stunnata, e immediatamente facciamo nascere direttamente altri 3 spettri per dare un po' di fastidio al nostro Doombringer, che a quanto pare cerca di fuggire, e a quanto pare ci siamo accaparrati un bel assist, anzi una bella uccisione, perché il nostro maleficio l'ha messa fuori uso alla cara Templar Assassin. Comunque, ecco, un problema di questo personaggio è che Enigma consuma soprattutto tantissimo mana, quindi o gli scarponi della potenza, oppure ragazzi possiamo acquistare, come per quanto riguarda gli stivali del mana. Ecco qua che ci ritroviamo nuovamente in giungla, il nostro Chaos Knight è costretto a ritirarsi, diamo un'occhiata, ecco che Pudge arriva direttamente dal fiume. Probabilmente ce l'avrà con Doombringer, vediamo se riuscirà ad accaparrarselo con il suo uncino. Ha comprato già la bottiglia, ottimo. Vediamo davanti intanto il nostro Chaos Knight. Per quanto riguarda il nostro Enigma, è riuscito a fare fuori anche il nostro capo Wilkin, guadagnando un altro po' di esperienza, e quindi con 1000 monete adesso andremo a comprare immediatamente al negozio segreto ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è il corriere, guardate che figo, un bel maialino. Bene. Allora, per quanto riguarda invece la terza abilità di Enigma, ovvero la E, la numero 3, l'impulso di mezzanotte è un'abilità che è soprattutto, ma soprattutto utile con coloro che dispongono di tanta vita, perché impregna un'area di magia nera, e questa magia nera assorbe, quindi distrugge la vita avversaria, quindi riduce, anzi infligge danno al secondo per quanto riguarda la vita massima dell'avversario, fino a un livello massimo di 6%, davvero un'abilità molto, molto utile per quanto riguarda avversari con una discreta capacità di vita, quindi utile davvero molto contro i tank. Per quanto riguarda invece su cosa sta succedendo, ecco che Pudge attiva la runa dell'illusione, a quanto pare si è triplicato e adesso probabilmente proverà ad accaparrarseli di dietro, gli mette un po' di paura con l'illusione di dietro, infatti se ne accorgono subito però che è un'illusione, perché guardate un po' del danno che sono riusciti a infliggergli, e allora eccolo che Pudge direttamente si ritrova qui dietro con il suo uncino, col suo bel gancio, pronto ad accaparrarsi forse Templar Assassin, e a quanto pare con un'ottima mira riesce a beccarla. È un'ottima combinazione di putrefazione e smembramento, la mettono fuori uso, ma a quanto pare riesce a fuggire nuovamente. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo. Il nostro Enigma torna nuovamente in battaglia. Ecco il corriere che conferisce gli stivali arcani. Io li chiamo stivali del mana, comunque il concetto è uguale. Quando li attiviamo, clicchiamo 2 volte su questo bel paio di stivali. Anche se non so ragazzi dove se li metta questi stivali il nostro caro Enigma. Guardate un po', tutto è una spirale. E recuperiamo 250 di mana. Quindi sono molto utili per le fasi iniziali nella giungla. Ecco che immediatamente la runa di Pudge viene... lo spettro di Pudge viene fatto fuori direttamente da Doombringer, che è un personaggio davvero molto ma molto scarso all'inizio ragazzi, ovvero nelle prime fasi del gioco, ma se acquista gli oggetti giusti, ovviamente con l'esperienza giusta riesce a potenziare le abilità, diventa davvero imbattibile. Allora, ed ecco che ci avvicendiamo con il nostro Pudge, avendo conquistato direttamente la terza abilità dietro la foresta, in modo tale da accaparrarci qualcuno. Vediamo se a Pudge viene qualche idea stramba, qualche inventiva per accaparrarsi qualcuno. Il caro amico Doombringer viene stunnato, fatta a fettine e impuzzolentito, e il nostro Chaos Knight gli mette fine alla sua squallida vita immediatamente. Il nostro Pudge riesce addirittura a salvarlo con un'ottima ondata di putrefazione. Complimenti, la squadra è in una furia omicida. Vediamo un po' adesso la canalizzazione di Chaos Knight, lo riporterà in base per recuperare la vita che ha perso. Ma a quanto pare il nostro Enigma si è accaparrato altri 2 begli assist che l'hanno portato a raccogliere 600 monetine, le quali verranno spese, non ricordo adesso in quale componente, comunque lo analizzeremo di certo. Ed ecco che possiamo arrivare a livello 6 con una conclusione molto importante, ovvero l'abilità fondamentale di Enigma, essendo un disabler, non so come si pronuncia, comunque il concetto è quello: riuscire a stunnare, impedire agli avversari di muoversi, di attaccare o addirittura di utilizzare magie,
per renderli invulnerabili agli attacchi della nostra squadra. E uno degli attacchi fondamentali è il buco nero. Il buco nero, The Black Hole, è un'abilità canalizzata. Canalizzata cosa significa? Che il nostro personaggio per utilizzarla deve stare fermo, cioè deve impegnarsi, deve concentrarsi, ovviamente non si può muovere perché due cose contemporaneamente sono chiedere troppo. E allora nel momento in cui il nostro personaggio rimane fermo, canalizza e evoca un vortice che risucchia tutte le unità vicine al vortice all'interno, in un raggio di 500 unità, e in pratica effettua sempre danno, da un danno minimo a un danno massimo, per una durata di 4 secondi, quindi per 4 secondi gli avversari sono completamente stunnati, bloccati e non possono fare nulla e sono soggetti agli attacchi dei nostri alleati. Un'abilità davvero molto ma molto importante, molto utile se si sa usare. Intanto ritroviamo il nostro Chaos Knight sotto la sua torre, che a quanto pare ha acquistato 2 bei guardiani sentinelle e si ritrova in pericolo, ed ecco che noi ci arriviamo, ci avvicendiamo immediatamente verso sinistra. Diamo un'occhiata invece in bot, ragazzi. Il nostro page è arrivato dando un po' di fastidio e a quanto pare Nightmare e Gallo sono riusciti a ottenere un po' di vantaggi. Infatti vediamo un po' il nostro Nightmare cerca di fare un bel giretto, è stato piazzato anche un bel guardiano osservatore per eventuali ganker. Diamo un'occhiata qua su ed ecco che Enigma, non siamo riusciti a vederla, a quanto pare aveva effettuato una bella azione di soppiatto per beccare direttamente il nostro Chaos Knight, e a quanto pare è riuscito a stunnare direttamente la Templar Assassin, e gli omini addirittura cercano di farla fuori. I piccoli Enigma, ma a quanto pare si salva con la sua abilità fondamentale, ovvero l'invisibilità. Ma adesso il nostro fondamentale cerchio dell'invincibilità la mette quasi fuori uso. Maledizione, è riuscita a fuggire. E intanto Joker è una furia omicida. Il nostro piccolo gallo è stato fatto fuori. Vediamo qua, ecco Luna che riesce a metterla fuori uso. Wow, il nostro Lion continua a tornare indietro. Bene, allora stiamo ottenendo un certo vantaggio, 10 uccisioni su 6, quindi 4 uccisioni in più, ma abbiamo accumulato 1200 monete, utilissime per acquistare il nostro prossimo oggetto, che lo vedremo a breve. Ed ecco Page che lo ritroviamo direttamente nel fiume, pronto ad accaparrarsi il primo carry che ritrova davanti, al fine di non farlo potenziare eccessivamente. Vediamo un po', intanto Enigma si ritrova nuovamente nella giungla. Ecco Page che attacca e immediatamente la ragazzona Templar Assassin si nasconde, ma una furia di mannaiate e il gancio, ovvero lo mettono fuori uso. E adesso interveniamo immediatamente con noi col nostro stun, e il nostro caro Doombringer è riuscito a scappare, dannazione, credevo che fosse stato ucciso, e il nostro Page a quanto pare è costretto a fuggire. No! Giusto, è stato ucciso, maledizione. È che, ragazzi, non so, ma Doombringer lo confondo molto con Chaos Knight, quindi un'ottima azione da parte del nostro Enigma che l'ha stunnato. Page, anche se era partito in una situazione davvero svantaggiosa, è riuscito ad accaparrarselo con l'uncino, e siamo riusciti a metterlo finalmente fuori uso, perché si assomigliano, guardate un po', Chaos Knight e Doombringer, nel momento in cui, eccolo qua, guardate, si assomigliano un po', quindi li avevo un attimo confusi. Bene, niente panico, ci troviamo direttamente alla torre numero 1 a nord, in compagnia dei nostri omini, per metterla fuori uso, ma a quanto pare non ci siamo riusciti. Intanto Page cosa sta facendo? Continua a scendere verso sotto per accaparrarsi la sirena. Vediamo se riuscirà a farlo. Diamo un'occhiatina, vediamo se riconoscerà quella vera. Anzi no, decide di prendere direttamente Spectre. Però ovviamente 3 contro 1. Page non si era accorto che vi era anche Luna e non è riuscito a farne fuori neanche uno. Il ruolo di Page, ragazzi, è fondamentale. Se Page viene usato nella maniera adeguata, i carry avversari non saranno un problema, perché la loro minaccia verrà sventata prima della loro creazione, quindi non diverranno forti per quanto riguarda il loro attacco corpo a corpo, e quindi non si avranno problemi. Quindi il ruolo di Page è fondamentale, perché visto che ha la possibilità di gankare, ovvero effettuare quindi queste azioni dal retro, e ha la possibilità appunto di uccidere, deve uccidere immediatamente i carry, in modo tale da non renderli potenti poi a fine partita. Allora, vediamo un po'. Il nostro Enigma si ritrova nuovamente in base, che probabilmente starà acquistando qualcosa. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicendarci nuovamente nella giungla. Vediamo un po' cosa succede. Il nostro Chaos Knight nuovamente è ritornato qui. Maledizione. Vediamo questa dannata Templar Assassin come continua a far fuoco direttamente sui nostri omini. Vediamo un po' che succede in bot. Continua Nightmare a distruggere questi omini, mentre in centro è l'avversario, Luna, che si ritrova sotto la sua torretta. Ok, vediamo un po' cosa succede. Page che ritorna in mezzo. Bene, 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 bene. Allora, vediamo un po'. Eccoci nuovamente, ragazzi, con il nostro Enigma. A quanto pare siamo tornati un attimo in base. Abbiamo acquistato uno dei componenti fondamentali per il successo del nostro personaggio. All'interno di questa partita abbiamo visto l'uccisione del nostro Doombringer da parte di Page e Chaos Knight, e a quanto pare il nostro caro Enigma si è fatto un bel po' di soldini, effettuando anche un altro bell'assist. E adesso ecco cosa succede. Nuovamente Page riesce a bloccare Doombringer, a quanto pare anche Chaos Knight riesce a dargli una bella mannaiata in testa e l'ha messo fuori uso. Comunque,
adesso stiamo intraprendendo una via un po' complicata, ovvero quella di creare un oggetto molto ma molto importante per questo personaggio a mio parere, però molto ma molto costoso, ovvero il globo del ristoro. Il globo del ristoro, ragazzi, è fondamentale a mio parere per questo personaggio. Intanto vediamo un po', ritroviamo Chaos Knight che cerca di avvicendarsi contro Templar Assassin e viene immediatamente bloccata con una fantastica abilità di maleficio. La mettiamo fuori uso e ci guadagniamo un'altra bella uccisione accompagnata da 240 pezzi d'oro che saranno fondamentali per la composizione del secondo oggetto per quanto riguarda il nostro globo del ristoro. Abbiamo acquistato il bastone dell'oblio, ci darà 6 di intelligenza, 75 rigenerazione mana, 15 danno e 10 velocità d'attacco. Bene, ovviamente il globo del ristoro è fondamentale per questo personaggio e per tutti i personaggi che hanno una velocità di ricarica molto bassa per quanto riguarda il buco nero, scusate, il buco nero, l'ultimate, ovviamente il buco nero e il globo del ristoro permette all'attivazione di utilizzare nuovamente la ultimate, quindi un duplice utilizzo della ultimate accompagnato dalle altre abilità può essere davvero letale per far fuori immediatamente tutta la squadra, quindi una scelta che davvero può essere utile per questo enigma. Mentre per quanto riguarda in bot, cosa sta succedendo? Pudge continua ad avvicendarsi con Naga Siren, che a quanto pare viene bersagliata da 3 alleati, e Pudge con una pessima mossa non riesce a colpirla. L'avrebbero uccisa se l'avesse beccata col suo uncino, ma a quanto pare cerca di trovare rifugio nuovamente in queste sperdute foreste. Ed ecco che a quanto pare Lion, ovvero Nightmare, cerca di attirarlo un po' con i suoi spuntoni di terra, ma a quanto pare non riesce l'azione. Comunque siamo riusciti a ottenere sempre 5 uccisioni in più, la partita è sempre molto ma molto equilibrata e stiamo continuando a farmare, ovvero questo termine un po' strambo, ovvero a continuare a fare un po' di soldini ed esperienza uccidendo questi piccoli creep o minion. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo. Per quanto riguarda top, ragazzi, ritroviamo il nostro Chaos Knight che continua ad avvicendarsi con Templar Assassin, alla quale è stata distrutta la torre principale. E a quanto pare siamo riusciti ad attivare la runa del doppio danno, moltiplicando per 2 il nostro attacco base. E ovviamente vediamo un po' se possiamo arrivare di dietro alla nostra Templar Assassin con una arguta rabbia. Vediamo con i nostri omini da terra direttamente stunnata e fatta a pezzi. Vediamo se riesce a scappare, ma il nostro Chaos Knight ha nelle mani una vera e propria fura omicidia e riesce a metterla a tacere in un ben che non si dica. Guardate i piccoli omini di Enigma che sono fighi, eccoli qua, guardate qua, tutti qua sembrano i fantasmi, quelli di Ghostbuster, eccoli qui. Attenzione, che succede qui in mezzo? Spectre cerca di attaccarci immediatamente, ma a quanto pare era solo un piccolo spettro. Mentre in centro cosa sta succedendo? Vediamo un po'. Gallo e il nostro Nightmare vengono accolti da un pessimo benvenuto. Intanto Pudge cerca di affrontare direttamente 3 avversari, ne fa fuori uno e a quanto pare adesso deve darsela a gambe. Vediamo un po', io di solito quando utilizzo Pudge, ragazzi, non compro mai gli stivali arcani perché col passare del tempo il mana lo ritroviamo, perché ovviamente le magie di Pudge, una magia è passiva, quindi riesce a far fuori anche Doombringer con un'abile mossa, e a quanto pare adesso arriva Chaos Knight in aiuto e riescono a ribaltare la situazione in un ben che non si dica e costringono Spectre al ritorno in base. Per quanto riguarda Pudge, io compro di solito gli stivali della fase perché permettono ovviamente addirittura Pudge riesce ad accaparrare Naga Siren, ma probabilmente non ce la farà, riesce a suicidarsi appena. Io a Pudge compro di solito gli stivali della fase perché non solo permettono un aumento della velocità ma anche un aumento del danno. Allora, ed eccoci all'acquisto del nostro secondo componente, Perseveranza, per la composizione del nostro globo del ristoro. Come potete ben leggere le sue caratteristiche, è molto importante. Ok, eccoci nuovamente Chaos Knight che ritorna dalla sua battaglia in mezzo e vediamo un po' cosa sta succedendo. Gallo e Lion continuano a far fuori questi minion cercando di guadagnare quindi più soldi possibili. Guardate un po' come riescono a colpire alla morte i minion proprio per guadagnare i creep, scusate, per guadagnare soldini. Bene, allora vediamo un po'. Il nostro enigma continua in centro a dare un po' di fastidio a questi ragazzoni, ed ecco che rimane ancora la torre in mezzo da fare a pezzi. È proprio quello che dovremo fare, è di distruggerla proprio con i nostri spettri. Guardate un po', 50 di attacco circa, sono davvero notevoli. Vediamo un po' l'attacco di un creep normale, 23, quindi molto di più di un creep normale. E facendo a pezzi quindi la prima torre centrale, torniamo indietro proprio perché dobbiamo andare ad acquistare il terzo componente che ci riporterà quindi all'acquisto del globo del ristoro. Vediamo un po' cosa succede qui in mezzo. Un bel guardiano osservatore ci permette di vedere cosa sta accadendo, 3 avversari in uno spazio davvero molto limitato e quindi l'unica occasione che abbiamo di difendere la nostra torre qui in top è quella di ritornare immediatamente su. Bene, vediamo un po' cosa sta succedendo. Lion e Lina cercano di attaccare immediatamente Spectre che si getta in avanti
come se appunto non ci fosse nessuno. Ecco che viene immediatamente stunnato da un'ottima abilità di Nightmare con gli spuntoni della terra, ma ovviamente la torre lo mette a tacere. Forse anche Gallo andrà via, vediamo un po' se si farà un bel giretto nell'oltretomba, ma no, riesce a fuggire, ma Naga Siren di dietro che con una abile mossa cerca di accaparrarselo, ma a quanto pare il macellaio di turno cerca di beccarla di dietro. Vediamo un po' se ucciderà l'uncino. Mamma mia, con un ottimo smembramento riesce a metterla fuori uso in un ben che non si dica. No, Naga Siren, ecco, il bello di questo gioco ragazzi è che non si può mai sapere che cosa accadrà, perché ovviamente bastano davvero pochi oggetti per riuscire a ribaltare la situazione, o davvero poche mosse. Intanto il nostro page verrà messo probabilmente fuori uso, vediamo un po' la nostra luna di dietro e ovviamente anche Dawnbringer, però un'ottima azione ci ha riportato nuovamente in vantaggio guadagnando 4 uccisioni sull'avversario. Ottimo, vediamo un po' cosa succede. Il nostro Enigma continua a fare un po' di soldini qui in giungla, mentre vediamo gli avversari che cosa sta succedendo. Spectre ovviamente dopo lo scontro ritornerà in mezzo, i nostri minion se la stanno cavando abbastanza bene, seguita dall'orda di Van Helgen, guardate qua che fighi, tutti i membri della Ghostbuster qua insieme a una bella catapulta a far fuoco, e mentre in mezzo, bene, nuovamente ad attaccare la torre centrale. Adesso gli avversari ovviamente cercheranno di fare un po' di soldini per guadagnare un po' di vantaggio, però credo che non ci riusciranno, perché adesso vedete un po' Lion si sta potenziando a dovere, è livello 11 e si è comprato adesso la mazza dell'orco, probabilmente comprerà lo scettro di Aghanim per migliorare la sua ultimate, ovvero il dito della morte. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo, vediamo se c'è una bella runa qui in mezzo. Niente, il nostro Enigma ha completato il globo del ristoro, eccolo qui ragazzi, come potete ben vedere il suo effetto è quello che vi citavo in precedenza. Vediamo che cosa accade. La nostra Templar Assassin ovviamente è nascosta, infatti una delle prossime uno degli oggetti che consiglio nel momento in cui si utilizza un personaggio come Enigma in queste fasi del gioco, nel momento in cui vi sono molti personaggi che possono rendersi invisibili, è la gemma della vera visione. Permette con appena 700 monete di vedere tutti i personaggi invisibili che sono appartenenti alla squadra, che sono praticamente dalla parte opposta. Allora, vediamo un po', continuiamo ad andare in avanti per bersagliare la torre numero 2 in bot, e a quanto pare ci riusciremo perché siamo ben 4 personaggi, ma forse a Naga Siren e anche al nostro piccolo Dawnbringer è venuto il sospetto, e quindi perché non ci hanno visto in nessuna parte della mappa probabilmente verranno giù a darci una bella strigliata. Un altro elemento che consiglio se non avete intenzione di comprare il globo del ristoro è per Enigma è la lama dell'ombra, che può essere sostituita dal pugnale del baleno. Allora, la lama dell'ombra nel momento in cui viene attivata nasconde il vostro personaggio, aumenta la velocità di movimento per 8 secondi circa. Invece il pugnale del baleno vi catapulta entro 2000 unità se non sbaglio nel punto in cui avete deciso, quindi un po' un effetto duplice, permette di scappare e attaccare nella stessa maniera. Comunque vediamo che cosa sta accadendo. Il nostro Enigma e Page, eccoli qui, si ritrovano immediatamente a bersagliare Dawnbringer, che a quanto pare si ritrova qui solo e isolato, e no, dannazione, Page non riesce ad afferrarlo, mannaggia. Ed ecco qua che vediamo Chaos Knight e Lina costretti a fuggire perché Naga Siren ovviamente e Luna si ritrovano ad attaccarli. Vediamo un po' cosa accadrà. Ecco che Enigma continua a scendere giù, ha acquistato appena adesso il bastone ferrato per acquistare la lama come vi dicevo dell'ombra. Vediamo un po', Luna attacca da sola e probabilmente, dannazione, ecco la tela di Naga Siren che ci intrappola immediatamente. Vediamo un po' se possiamo fuggire. Benissimo, e ovviamente gli avversari sono costretti a fuggire perché sono in inferiorità numerica e ovviamente la potenza della squadra dei Dire è nettamente superiore, quindi vediamo un po' quello che accadrà, se riusciamo a buttare a terra questa dannata torre oppure no. Benissimo, ovviamente anche la Naga Siren vedete un po' si ritrova un po' in difficoltà, anche se riesce addirittura a dare un po' di problemi a Lina, ovvero a Gallo, che addirittura la riesce a mettere fuori uso, dando un'ottima uccisione a noi stessi. Con 2 uccisioni e 7 assist stiamo conducendo un'ottima partita. Maledizione Page, una mira proprio cieca, questo Page è ciecato, non è riuscito a prendere Spectre che addirittura era fermo, e una delle abilità più importanti di Page è quella di essere precisi soprattutto con l'uncino nel momento in cui gli avversari sono in movimento. A quanto pare non c'è bisogno neanche dell'utilizzo del buco nero, l'avversario è stato messo fuori uso, consegnando un altro importante assist al nostro personaggio. Bene, vediamo un po' che cosa accadrà ragazzi. Intanto il nostro Page cerca di accaparrarsi Dawnbringer ma non ci riesce, è costretto a ritornare indietro, e ritorniamo indietro tutti dopo aver messo fuori uso una torretta e tutta la squadra. Ci ribecchiamo tra qualche istante nel momento in cui accadrà qualcosa di Eccoci importante. ragazzi, nuovamente a un nuovo teamfight. A quanto pare ritroviamo il buco nero del nostro Enigma, che è riuscito immediatamente ad accaparrare un membro della squadra avversaria mettendolo immediatamente fuori uso, ma la sirena Naga Siren a quanto pare continua a darci un po' di fastidio attuando un'ottima
fuga riusciamo a metterci immediatamente fuori dal campo di battaglia. Intanto continua Chaos Knight Lion ad attaccare Naga Siren, che si ritrova sola contro 4 avversari. A quanto pare l'unica cosa che appunto deve fare è quella di fuggire, ma a quanto pare essere feriti non vuol dire essere non altrettanto utili. Infatti siamo riusciti a ottenere un altro bell'assist con la nostra fantastica abilità, ovvero il nostro maleficio. Allora adesso siamo costretti a ritornare indietro. Guardate un po' il nostro Enigma acciaccato, eccolo qui, guardate un po', si tiene un po' lo stomaco, ammesso che ne abbia uno, e cerca di andare via. Quindi siamo riusciti a utilizzare il buco nero a dovere, guadagnando un'altra importante posizione all'interno della nostra squadra. Vediamo intanto Pudge come cerca di distruggere immediatamente queste due illusioni, ed ecco che si fa anche una bella risata. E adesso stiamo componendo finalmente la lama dell'ombra, che come potete vedere conferisce anche al nostro caro Enigma un ottimo attacco. Per quanto riguarda invece l'ultimo componente da assegnare a Enigma, io di solito acquisto la protezione di Shiva, anche se per questo personaggio è abbastanza sconsigliata, però mi ritrovo molto bene con questa protezione di Shiva, perché oltre a dare un'armatura notevole al personaggio, conferisce davvero un'abilità che nel momento in cui viene attivata permette di rallentare gli avversari del 40% e infliggere anche molto danno, ovvero 200 punti di danno. Però in alternativa, se non avete intenzione di scegliere la protezione di Shiva, potete comprare il Mechanism, perché Enigma ovviamente è un supporto che ha come possiamo dire, l'obiettivo è quello di disabilitare gli avversari, però un po' di armatura data agli avversari, soprattutto una possibilità di curarli, non è affatto male. E a questo punto della partita, visto che abbiamo completato gli elementi fondamentali, ovvero il globo del ristoro e la nostra lama dell'ombra, può essere davvero un'alternativa che è coerente a ciò che dobbiamo fare. Allora continuiamo in centro con Chaos Knight, Enigma e ovviamente Lina, ovvero Gallo, a far fuori la torre numero 2 in mezzo. Eccola qui, invece gli avversari increduli cercano di difendere dai minion, dai creep, la torre in top. Naga Siren non potrà fare nulla perché si ritroverà sola contro 4 avversari, ed ecco che ci dirigiamo immediatamente verso la torre principale. Ovviamente noi, non sapendo delle illusioni, cerchiamo di stunnarle, ma a quanto pare Gallo con la sua ultimate riesce a metterle fuori uso. Vediamo un po' cosa succede. Doombringer finalmente è arrivato, e Pudge vediamo un po' cosa sta combinando, sta cercando di farmare un po', benissimo qui in giungla. E vediamo un po', allora continua il nostro Enigma. Ecco, gli omini di Enigma, ragazzi, fondamentali anche in questa parte del gioco, non solo utili alla fine della partita, ma all'inizio della partita, ma utili soprattutto per difendere le proprie torrette, perché come abbiamo visto hanno un attacco superiore ai creep, e soprattutto utili per dare fastidio ai nemici. Sembrano stupidi questi, vediamo un po', 47 danni, però se ha già 5 omini sono notevoli danni che vengono inflitti, e a questo punto della partita possono essere fondamentali per avere la meglio su un nemico. Allora, adesso probabilmente ci sarà un bel teamfight, vediamo chi sarà l'iniziatore, diamo un'occhiata, vediamo un po', troviamo 3 alleati in mezzo, il nostro Enigma sta per arrivare dalla montagna opposta, Pudge riesce addirittura a fermare 2 avversari e con 2 ottimi colpi riusciamo a metterli davvero fuori uso. Continua Enigma a tornare dalla giungla, non avendo trovato la runa, mettendo 2 avversari fuori uso, come abbiamo appena detto. Guardate le 2 pozze di sangue, se ci fosse un bel vampiro si farebbe una bella bevuta qui. Allora vediamo un po', ecco il nostro Enigma adesso utilizza la lama dell'ombra, potete vedere che si è mimetizzato, e probabilmente, anzi inutilmente, perché non ce n'era bisogno, ho sbagliato, però adesso ci ritireremo indietro. Attendiamo infatti gli avversari che si avvicinano in modo tale da metterli a tacere. Allora vediamo un po', adesso stiamo componendo finalmente l'altro elemento che ci porterà alla vittoria. Intanto come stiamo a kill, vediamo. Enigma, 3 uccisioni, 0 morti, 10 assist, davvero un'ottima prestazione per quanto riguarda il nostro caro ragazzone. Vediamo un po' Chaos Knight, quello che si sta acquistando. Bene, la bacchetta magica, ragazzi, dimenticavo, non l'ho acquistata su Enigma, anche se viene consigliata di solito. È un elemento molto importante, perché la bacchetta magica consiste di accumulare cariche all'interno di essa nel momento in cui vengono effettuate abilità, per guadagnare appunto punti vita e mana. Ed ecco che immediatamente viene utilizzato un bel buco nero per attirarsi tutti gli avversari in mezzo, e ovviamente anche un altro bel globo del ristoro viene utilizzato per attivare nuovamente il buco nero e far fuori immediatamente 3 avversari, dando un'ottima assegnazione al nostro personaggio, ovviamente, che sta dominando, effettuando il globo del ristoro. Quindi in compagnia del buco nero 2 volte ci siamo accaparrati ben 3 assist che sono stati fondamentali per far fuori 3 elementi della squadra avversaria. E adesso la cara e amata Luna è andata via, perché ovviamente il nostro
questo Enigma gli sta un po' sulle scatole, è riuscito a effettuare un'ottima mossa che li ha messe completamente fuori uso e il loro morale ormai è a pezzi. Quindi vediamo un po' Doombringer, quello che riuscirà a combinare, questo gigantone tra le formiche che a quanto pare si ritrova a costeggiarsi con questo bel macellaio che appunto avrà gli occhi appannati un po' dal sangue che avrà intorno, infatti non riesce a beccarlo. Ma vedete un po' Doombringer non riesce a confrontarsi con Pudgy, che ormai è livello 17, addirittura Pudgy lo insegue dentro la pool avversaria e viene bersagliato addirittura dal centro, ovvero dalla fontana, e è costretto a uscire fuori. Una cosa molto importante di Pudgy è non usarlo in questi casi da solo, perché Pudgy ovviamente con lo scettro di Arganim che ha completato può ricaricarsi la vita facendo danno all'avversario, ma non può ovviamente affrontare 3 avversari. Cioè, ho capito che Pudgy ha una consistenza corporale davvero ottima, però ovviamente affrontare 3 avversari più la torre è una cosa davvero dispregiativa. Comunque torniamo in mezzo. Chaos Knight si ritrova a fronteggiare nuovamente con Templar Assassin, che cerca di dare molto fastidio a Gallo e a quanto pare lo metterà fuori uso, perché Gallo ovviamente non dispone più di nessuna possibilità di fuga, e a quanto pare il canto celestiale di Naga Siren proveniente direttamente dall'Odissea ci mette tutti un po' a dormire per qualche secondo, e dà soprattutto possibilità a Templar Assassin di fuggire, ma essa non lo fa se rimane nascosta. Ecco gli omini di Enigma che danno un po' di fastidio, vediamo se riescono a ucciderla. Ah, dannazione, è rimasta solo con 100 HP. Vediamo Enigma, dov'è il signorone? Eccolo qui, il signore, eccolo qua, fantastico. Adesso stiamo acquistando la protezione di Shiva, eccola qui. Ah, dimenticavo, l'acquisto di solito anche perché dà 30 di intelligenza, e 30 di intelligenza per il nostro personaggio sono come un drink, cioè una cosa davvero molto piacevole che permette quindi di velocizzare il tutto. Un'altra mega uccisione da parte del nostro caro Enigma, un'uccisione un po' rubata, un po' di Lupin lo facciamo sempre, però 5 uccisioni, 12 assist, davvero un'ottima partita, giocata soprattutto sulle orme di un ottimo Enigma che è stato utilizzato nel suo ruolo fondamentale. In questa partita Enigma può sembrare un po' sovrumano con questo buco nero, però ragazzi, se non viene utilizzato in una squadra, ovviamente io mi ritrovavo in chat vocale nel momento in cui giocavo con i miei amici, gli dicevo quando sarei entrato nel combattimento, quando avrei stunnato gli avversari, e loro si regolavano a riguardo, gli andavano attorno e facevano le loro mosse. Altrimenti Enigma, se usato come ha fatto prima Pudgy con la lama dell'ombra, ce ne andiamo via. Ecco qua che Chaos Knight viene portato via da Pudgy e addirittura la tela si è allungata. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, un bel buco nero. Niente, ancora non ce l'abbiamo e non vogliamo utilizzare il globo del ristoro 2 volte, quindi forza amico mio, vai avanti. Vediamo se riusciamo a bloccare la Naga Siren. Dannazione, ancora il buco nero, non ce l'abbiamo, ma a quanto pare un'ottima uccisione al volo di Gallo. Perché non ti sei dato al tiro a piattello, amico mio? Avete visto un po' dell'uccisione a 15 metri che ha effettuato. E comunque stiamo componendo adesso la protezione di Shiva. Vi dicevo, se Enigma viene usato come è stato utilizzato prima Pudgy, ecco di nuovo infatti sta tentando di farlo, viene appunto fatto fuori perché Enigma ovviamente non dispone di un'ottima difesa né di un'ottima vitalità, dispone solo di queste abilità che permettono di far fuori tutta la squadra, come avete ben potuto vedere prima, se viene appunto utilizzato nella maniera corretta, perché ogni personaggio ha il suo ruolo appunto in questi giochi. Vediamo un po', Pudgy viene direttamente bersagliato, ma soprattutto bersagliato, io credo, utilizzato come esca, ed ecco che forse un bel buco nero metterà a tacere gli avversari. Eccolo qui, e proprio attira tutti verso il centro e finalmente Gallo e Lion li mettono al tappeto. Vediamo un po', 38 minuti di partita ancora, ovviamente la partita ragazzi la potete ben vedere che ha preso una piega che porterà i Dire alla vittoria, però ancora non si può sapere, perché io ho fatto una partita l'altra volta con il nostro caro Enigma che ci avevano distrutto quasi tutte le torri tranne le caserme e abbiamo vinto, quindi non si può mai dire in questo gioco che cosa accadrà. Intanto ovviamente stanno giocando con 2 giocatori in meno, quindi questo già può essere uno svantaggio, però non si sa mai, sempre meglio essere prudenti. Allora, ed ecco che sta arrivando il nostro caro amico Chaos Knight, cinghialotto, guardate qua che figo il cinghialotto, mamma mia, ecco che se ne torna in base. È una cosa molto bella che è disponibile in Dota, ragazzi, nel momento in cui vengono effettuate le partite. Non so a che cosa sono basati i premi dopo partita, però davvero vengono regalate delle cose davvero molto, molto fighe, molto importanti, che come per esempio io ho sbloccato l'altro giorno un bel corriere meccanico che di solito nel premium per averlo bisogna acquistarlo, mi sembra pagando 5 euro, però è possibile ottenere quindi degli oggetti molto rari che possono abbellire il vostro personaggio, addirittura il vostro modo di giocare. Ed ecco qua la nostra Templar Assassin ci mette in fuga, mentre Chaos Knight è davvero una cosa magnifica, con quasi 200 di attacco la mette a tacere tagliandogli la gola, e i nostri ovviamente cari omini si ritrovano a fare il loro sporco giochetto.
Allora, ovviamente la partita, ragazzi, come avete ben potuto vedere, è stata vinta. Page si ritrova qui davanti a noi, che a quanto pare è arrivato con una bella pergamena e cerca sempre di dare fastidio agli avversari. Ma amico mio, lasciali in pace, non li vedi che sono nella loro base? Niente, continua sempre a dare un po' di fastidio. Ma a quanto pare siamo riusciti a ottenere un'altra importante vittoria, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto per avervi fatto conoscere un nuovo personaggio che davvero, ragazzi, è il miglior personaggio che io abbia mai provato, secondo la mia opinione. Ovviamente ognuno ha il personaggio che preferisce. Secondo me Enigma è proprio il personaggio che fa per me, perché permette di essere utile a tutta la squadra. Senza la squadra Enigma non vale niente. E soprattutto, guardate un po' il punteggio: 5 uccisioni, 0 morti, 18 assist. La cosa molto importante per i support è fare assist, le kill sono più una cosa secondaria. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto per conoscere questo personaggio, conoscere un altro aspetto dei personaggi di Dota, conoscere soprattutto l'equipaggiamento che potrebbe essere ideale per questo personaggio. E quindi, se avete qualche domanda, ragazzi, su questo personaggio, oppure qualche perplessità, o addirittura se avete intenzione, magari fatelo, lasciate un bel voto, un bel commento, come dico dico di solito, per farmi sapere che cosa ne pensate di questa partita e soprattutto di tutto ciò che è stato detto. E come ho detto prima, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel commento e ciao a tutti!